17 posti auto più uno riservato a disabili, ecco il nuovo parcheggio a servizio della struttura della medicina di gruppo a Rossano Veneto con accesso da via Roma che va a integrarsi a quello riservato ai dipendenti dell'adiacente Villa Aldina. 150.000 euro spesi dal comune, 75.000 dalla casa di riposo. È il frutto di una collaborazione importante con la casa di riposo e ha visto la collaborazione anche degli attori che l'hanno costruito. È stato un processo lungo dal punto di vista di termini di tempo, perché è stato iniziato prima addirittura del Covid, quindi il fermo dei 2 anni per appunto purtroppo la pandemia. La ripresa di tutta la parte legale che si è conclusa con la realizzazione prima del parcheggio della casa di riposo. Nel momento in cui la casa di riposo ha realizzato il proprio, noi abbiamo potuto entrare nell'area e realizzare questo. Un parcheggio comodo, attento alla disabilità, con un percorso in sicurezza che porterà all'interno del centro di medicina di gruppo. Io sono assolutamente felice di poter aver realizzato questa opera e spero che anche i cittadini lo siano.